il volume di lavoratori che è stato interessato da cassa integrazione ammortizzatori sociali cosiddetti Covid, cioè finanziati per effetto della pandemia direttamente dallo Stato, è sicuramente superiore a 400.000 lavoratori in Veneto. Quasi un veneto su 10 ha usufruito degli ammortizzatori sociali adottati con il Covid e questo forse il dato più emblematico di un anno che ha visto l'Istituto di Previdenza muoversi tra casse integrazioni ordinarie in deroga e fondo di integrazione salariale, il famigerato FIS, strumenti diversi per una crisi dalle mille facce. All'inizio, marzo, aprile, maggio dell'anno scorso, per effetto del lockdown, praticamente la chiusura era generalizzata. Adesso è più selettiva, insiste sicuramente di più su certi settori, turismo e alberghiero, ristorazione, che sul manifatturiero. I tempi duri del lockdown hanno lasciato spazio quindi a una situazione più variegata e consentito all'istituto di normalizzare i tempi di autorizzazione e di pagamento. Di fatto abbiamo un numero di pagamenti in giacenza che è pari praticamente al pervenuto di 48 ore prima. Un dato su tutti riguarda i modelli SR41 compilati per le integrazioni salariali e semplificati già l'aprile scorso. In Veneto fino ad oggi sono stati 320.000, a questo si aggiunge l'attività di sempre. Abbiamo ripreso a pieno ritmo anche quelle che sono le tradizionali lavorazioni, perché nonostante l'emergenza le persone continuano ad andare in pensione, noi dobbiamo provvedere a prima liquidazione, ricongiunzioni, riscatti, tutto quello che è il tradizionale ambito di attività dell'INPS.